Cari amici, in questa lezione prenderemo in considerazione l'ultima figura della geometria analitica che è molto importante, cioè l'iperbole. Che cosa è in buona sostanza un'iperbole? Un'iperbole è nient'altro che il risultato che si ottiene intersecando un cono tipo quello che vedete qui in figura con un piano che ha una inclinazione beta rispetto alla base che risulta maggiore dell'angolo alfa della generatrice del cono stesso rispetto alla base del cono. Quindi in questa maniera si crea una figura più o meno di questo genere. Però dobbiamo ricordare che l'iperbole, come altre figure, cioè la parabola e l'ellisse, sono delle coniche, quindi delle sezioni coniche, che sono ottenute appunto sezionando un cono con dei piani che hanno degli angoli diversi rispetto alla base. Infatti, se con alfa indichiamo la inclinazione di una generatrice rispetto alla base del cono e con beta indichiamo l'angolo che forma il piano che taglia il cono rispetto alla base stessa del cono, ecco che noi abbiamo queste differenti situazioni, cioè se il valore di alfa è minore di beta, vuol dire che questo angolo è abbastanza elevato e di conseguenza la figura che si ottiene dalla sezione di questo cono è una iperbole. Mentre se alfa è esattamente uguale a beta, cioè il piano che taglia il cono ha praticamente la stessa pendenza della generatrice, ecco che noi otteniamo una parabola, e questo l'abbiamo già visto nella lezione precedente. Infine, se alfa è maggiore di beta, quindi vuol dire che beta è un angolo relativamente basso rispetto alla base del cono stesso, noi otteniamo un'ellisse. Però bisogna fare una considerazione, che nel caso di un'ellisse noi abbiamo praticamente l'intersezione di un piano con un solo cono. Per quanto concerne la parabola, noi avremo soltanto una intersezione relativa a un cono. Però se questo angolo tende a diventare più elevato e se noi proseguiamo il cono che abbiamo disegnato qui e ne generiamo un altro dalla parte opposta avente in comune lo stesso vertice, noi otteniamo una figura di questo genere. Quindi vedete che se il piano è relativamente elevato, quindi diciamo prossimo quasi ai 90 gradi rispetto alla base del cono, noi avremo che questo piano andrà anche a tagliare, a sezionare quindi il cono che sta diametralmente opposto al precedente. E quindi si ottengono in buona sostanza delle sezioni che vengono rappresentate non da una sola figura come nel caso dell'ellisse e della parabola, ma con due funzioni che vengono chiamate appunto iperbole, una relativa al cono di sinistra e una relativa al cono di destra. Se noi allora, per poter facilitare la comprensione di questa figura, osserviamo questa situazione con una direzione che è praticamente perpendicolare a quella prospettica che vediamo in questa maniera, noi avremo una situazione di questo genere, cioè vedremo che queste due generatrici che partono poi da questi punti rappresentano gli asintoti della iperbole, mentre l'iperbole stessa è contenuta tra questi due asintoti, formando una curva di questo genere. Quindi questa è la prima iperbole e questa è la seconda iperbole. Questi vengono chiamati rami delle iperboli. Ma qual è la caratteristica essenziale di queste figure geometriche? È nient'altro che una caratteristica che ha anche ad esempio l'ellisse, perché noi avevamo visto che se prendiamo un punto sull'ellisse e facciamo la somma della distanza di un punto da un fuoco, della distanza dello stesso punto dall'altro fuoco, noi otteniamo che la somma di queste due distanze dai fuochi è una quantità costante. Ebbene, anche per quanto concerne l'iperbole,
si ha una situazione analoga, solo che se noi definiamo con F1 ed F2 i fuochi di questa iperbole, varrà la relazione che, dato un punto qualsiasi su una delle due iperbole, la distanza PF1 meno PF2 in valore assoluto sarà uguale ad una costante, e questa costante corrisponderà a 2 volte il valore del semiasse maggiore dell'iperbole. Chiaramente avere una idea di cosa sia il semiasse maggiore di un'iperbole è un qualcosa di meno intuitivo di quello che si avrebbe considerando un'ellisse. Però se noi immaginiamo di avere questa iperbole e i punti di massima vicinanza rispetto agli assi di simmetria, quindi all'asse trasverso e all'asse che contiene le due iperbole, ecco che allora questa distanza PF1 meno PF2 dà esattamente il valore della distanza esistente tra i due vertici della iperbole. In altre parole, se noi chiamiamo con A la distanza tra il centro di questi sistemi di assi cartesiani, che è praticamente un sistema di assi simmetrico alle due iperboli, ecco che noi otteniamo proprio quello che ci eravamo proposti, cioè ottenere questo valore di 2 volte A. Infatti la cosa è abbastanza semplice, perché se noi immaginiamo di prendere questo punto qui sul punto V2, noi vediamo che F1P meno F2P, che in questo caso coincide con V2, sarà proprio uguale a questa distanza, che corrisponde a 2 volte il semiasse maggiore. Ovviamente questo sistema di assi che ha l'origine nel punto O avrà chiaramente coordinate positive in questo senso e coordinate negative nell'altro senso. Mentre il semiasse minore di questa funzione è dato nient'altro che dall'incontro delle rette che passano per i vertici V1 e V2 in maniera perpendicolari all'asse delle X, fino ad incontrare gli asintoti, e quindi sarebbero poi in definitiva le generatrici del cono. Quindi questa distanza, che vedete disegnata qui in figura, rappresenta il semiasse minore della iperbole, che viene indicata solitamente con la lettera V. Mentre se noi vogliamo andare invece a quantificare quant'è la distanza del fuoco di un'iperbole, quindi o questa o quella, rispetto all'origine di questo sistema di assi cartesiani, dobbiamo fare nient'altro che applicare il teorema di Pitagora a questo triangolo rettangolo, perché se questo è A, diciamo in valore assoluto, e questo è il valore di B, questo valore, che viene chiamato C, è appunto l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Però il fuoco dell'iperbole ha la caratteristica che la distanza di F1 dal centro del sistema di assi cartesiani o F2 rispetto sempre allo stesso centro è uguale a C, quindi è come se noi puntassimo il compasso sul centro del sistema di assi cartesiani e facessimo una rotazione di questo genere. In questa maniera noi andiamo a incontrare sull'asse delle X il fuoco F2. Analogamente, in questo caso, incontreremo il fuoco F1. Quindi l'equazione della iperbole è un'equazione che è molto simile a quella dell'ellisse, in quanto nell'ellisse avevamo un x al quadrato diviso a al quadrato più y quadro su b quadro uguale a 1. In questo caso l'iperbole ci dice che l'equazione è questa, cioè dove al posto del più esiste il segno meno, cioè x quadro diviso a quadro meno y quadro diviso b quadro uguale a 1. Il c l'abbiamo già detto che è nient'altro che la radice quadrata di a quadro più b quadro, ed è quella che ci permette poi di determinare la distanza del fuoco dal centro del sistema di assi cartesiani,
Per cui possiamo anche dire che C è uguale a F1O in valore assoluto, quindi F1O, ma è anche uguale a F2O in valore assoluto. A questo punto noi siamo subito in grado di calcolarci le coordinate dei vertici di questa iperbole, perché la V1 sarà data nient'altro che dalla coordinata x di questo punto, che è ovviamente uguale ad A, mentre la coordinata y rispetto a questo sistema di assi cartesiani è ovviamente 0. V2 invece sarà uguale a meno A, perché è esattamente diametralmente opposta alla V1, e la coordinata y continua a essere 0. Mentre le coordinate dei fuochi saranno uguali, per quanto riguarda F1, uguale a C, quindi vedete che questa distanza rappresenta anche questa distanza. E la coordinata y è 0, mentre la F2 sarà un meno C, quindi questa quantità qui, con una ordinata y uguale a 0. Gli asintoti che cosa sono? Sono nient'altro che le equazioni delle rette che contengono praticamente i due rami dell'iperbole. E questa equazione è molto semplice, perché si tratta di scrivere l'equazione di una retta che passa per il centro dei sistemi di assi cartesiani. Quindi l'equazione generica di una retta passante per il centro degli assi cartesiani è data da y uguale ad mx, ed eccola scritta qui in altra maniera, nel senso che questa quantità b su a rappresenta proprio la tangente di questo angolo che si verrebbe a formare tra l'asse delle x e l'asintoto, ed è nient'altro che il coefficiente angolare di questa retta. Ovviamente quest'altra retta avrà un coefficiente angolare negativo rispetto a questo, e quindi sarà un meno m di x, ma come abbiamo detto m in questo caso, il coefficiente angolare, è dato dal rapporto di b su a, che rappresenta appunto la tangente di questo angolo. Quindi y uguale più o meno b su a per x, a seconda del ramo di iperbole che noi prendiamo in considerazione. L'eccentricità vale la stessa regola per quanto riguarda le altre figure che abbiamo analizzato in precedenza, è data genericamente dal rapporto di C su A, e in questo caso si vede chiaramente dalla figura che il valore di C è decisamente più grande del valore di A, per cui il rapporto C su A è maggiore di 1. Quindi, come avevamo visto precedentemente, per quanto riguarda un cerchio, l'eccentricità è praticamente 0, perché C è 0 e A rappresenta il raggio del cerchio. Per un'ellisse C su A è un valore che va tra 0 e 1, mentre per la parabola è esattamente uguale a 1, perché C è uguale a A, per l'iperbola invece C su A è maggiore di 1. A questo punto, avendo scritto l'equazione della iperbole centrata, diciamo, sul sistema di assi che è simmetrico ai due rami dell'iperbole stessa, siamo in grado anche, l'abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, come è possibile calcolare l'equazione della stessa iperbole, però non riferita a questo sistema di assi cartesiani, ma un sistema di assi che risulta traslato. Analogamente a quanto abbiamo fatto nel caso in cui abbiamo considerato l'equazione dell'ellisse della parabola centrata in un sistema di assi cartesiani simmetrici alla funzione stessa, avevamo visto come era possibile calcolarsi anche l'equazione dell'ellisse e della parabola rispetto ad un sistema di assi che è decentrato rispetto a quello simmetrico alla funzione. E in questa maniera noi cerchiamo di fare la stessa cosa per quanto concerne l'iperbole. Questa praticamente è la funzione dell'iperbole rappresentata con un sistema di assi cartesiani centrato nell'origine del sistema, ma abbiamo anche la possibilità di poter calcolare la stessa equazione della iperbole, però riferita non più agli assi x e y che dividono simmetricamente la funzione,
ma rispetto a un sistema di assi cartesiani traslati rispetto a questo sistema di assi x e y. Quindi immaginiamo adesso di portarci su questa figura. Ecco, qui ho rappresentato più in piccolo purtroppo la stessa figura che vedete qua. E diciamo che il sistema di assi cartesiani centrati nell'origine appunto del sistema della funzione iperbolica è praticamente indicato con la lettera O'. Quindi a questo O' corrispondono gli assi x' e y'. Però se noi vogliamo trovare l'equazione della iperbole riferita non più all'origine in O', che è la sua origine diciamo naturale, ma rispetto ad un punto che è traslato di una certa quantità rispetto all'O', ecco che noi dobbiamo riferire l'equazione della iperbole non più al sistema di assi cartesiani x' e y', ma al sistema di assi cartesiani x e y. E se noi conosciamo le coordinate del punto O' rispetto al punto O, noi siamo in grado di costruire l'equazione dell'iperbole traslata. Infatti l'iperbole traslata si scrive in questa maniera, analogamente a quanto abbiamo visto per l'ellisse e per la parabola. Cioè che x meno x0' al quadrato diviso a quadro meno y meno y0' al quadrato diviso b quadro uguale a 1. Quindi vedete che questa equazione, se andate a rivedere le lezioni precedenti, è praticamente uguale a quella dell'ellisse, però abbiamo soltanto una diversità nel segno, perché in questo caso noi abbiamo un segno meno, mentre ad esempio nel caso dell'ellisse avevamo un segno più. Quindi con questa situazione noi possiamo vedere come è possibile ricavare i valori dei vertici della nostra iperbole, riferita però questa volta agli assi x e y che sono traslati, e anche i valori che assumono i fuochi f1 e f2 di questa iperbole, sempre riferendoli a questi assi x e y traslati. Allora, se andiamo a guardare la V1, che rappresenterebbe il vertice della nostra iperbole, questo vertice, come avevamo detto, dista nella coordinata x' in questo caso, di una quantità pari al semiasse maggiore A. Mentre noi sappiamo che la distanza che c'è tra O' e la proiezione di O sull'asse x' è uguale a x'0, quindi vuol dire che rispetto a questo punto la coordinata x di V1 sarà nient'altro che x0' più A, più questa quantità. Mentre la coordinata y sarà nient'altro che questa altezza, cioè la distanza che intercorre tra l'asse x e l'asse dell'x', che viene chiamata con y0', di cui noi conosciamo il valore a priori. La V2 sarà più o meno analoga, dove con V2 intendiamo questo punto dell'iperbole. Questo punto sarà un x'0 meno A, perché questa quantità è A, e questa quantità qui è x'0. Quindi si deve fare x'0 meno A, e questo x'0, essendo più piccolo di A, è una quantità che dà poi un valore negativo, e in effetti noi abbiamo che V2 si trova, diciamo, sul terzo quadrante rispetto a questo sistema di assi cartesiani xy. Quindi x0' meno A è la coordinata, diciamo, x di V2. La coordinata y di V2 corrisponde anche questa a meno y0', cioè la distanza che esiste tra il centro del sistema x', y' rispetto all'asse delle x del sistema xy. Per quanto concerne invece la
coordinata F1, quindi del fuoco della nostra iperbole, quindi questo punto qua, sarà uguale a x0' più c, perché c era semplicemente la distanza che esisteva tra l'origine del sistema di assi simmetrica alla iperbole e in più dobbiamo aggiungere questa quantità che rappresenta l'x0'. Quindi x0' più c mi dà praticamente tutta questa coordinata qua, che va dall'origine O fino alla perpendicolare tirata sull'asse delle x da F1. F2 sarà x0' meno c, quindi si fa lo stesso discorso perché questo x0', questa e c, ovviamente questa distanza rappresenta la x riferita a questo sistema di assi centrato in O. E la y del F2 sarà, analogamente al caso di V1 e V2 e di F1, anche uguale a meno y0'. Invece se noi vogliamo calcolare l'equazione degli asintoti riferito a questo sistema di assi cartesiani centrati in O, dobbiamo scrivere un'equazione analoga a quella che abbiamo scritto qui. Qui avevamo che il sistema di assi era proprio centrato nella parte simmetrica alla iperbole, mentre qui abbiamo la iperbole che è traslata e quindi deve essere una funzione che è molto simile a quella che abbiamo visto qua. Quindi basta fare y meno y0', al solito x0' e y0' sono le coordinate di O' rispetto a O, che è uguale a più o meno b su a, che rappresenta il coefficiente angolare, perché il coefficiente angolare anche nella iperbole traslata non cambia, in quanto la pendenza è sempre uguale e di conseguenza questo angolo che vedete è uguale sia in questo caso che in questo caso, indipendentemente dal fatto che noi abbiamo traslato gli assi da x' y' a x, y. Quindi più o meno b su a, proprio perché il più o meno sta a indicare due rette che sono asintotiche alla iperbole, ma hanno la pendenza esattamente opposta, quindi ci va in un caso il segno positivo, in questo caso è positivo, in quest'altro caso è negativo. Meno più o meno b su a per x meno x0'. Infine abbiamo anche la possibilità di avere i rami dell'iperbole non indirizzati secondo la direzione dell'asse delle x, ma secondo la direzione dell'asse delle y. E quindi l'equazione che ne viene fuori da questa nuova situazione è la seguente, cioè si mantengono praticamente gli stessi simboli dei semiassi maggiore e minore, solo che in questo caso il semiasse maggiore in realtà poi diventa un semiasse minore e il semiasse minore diventa poi un semiasse maggiore. Ma la situazione, diciamo, non cambia, cambia soltanto il tipo di equazione che scriviamo, perché l'equazione canonica era questa, con, diciamo, l'iperbole che tagliava l'asse delle x. In questo caso invece l'iperbole taglia l'asse delle y. E allora per mantenere, diciamo, questa convenzione, l'equazione si trasforma nella seguente maniera, cioè x quadro diviso a quadro meno y quadro diviso b quadro uguale a meno 1. Ecco, questo meno 1 fa praticamente ribaltare di 90 gradi la nostra iperbole. Bene, io direi di fermarmi qui perché nella prossima lezione vedremo di parlare in maniera esaustiva della iperbole equilatera, che poi è una delle iperboli che viene utilizzata di più in matematica e quindi richiede una trattazione leggermente più approfondita e più lunga. Pertanto mi fermo qua e vi do appuntamento alla prossima lezione. Arrivederci a tutti.